vi dico la verità. Quando questa paziente è arrivata alla mia osservazione e mi dice: dottore, voglio cambiare tutti i denti, ho avuto qualche perplessità. Allora, andiamo a vedere. I denti tutto sommato sono belli, sono sani, non aveva carie, aveva solamente questo avanzamento del dente centrale dovuto a uno spostamento per un problema parodontale. Andiamo a vedere più da vicino e vediamo proprio questo. A lei dava proprio fastidio questo dente in avanti. Oltretutto poteva peggiorare nel tempo. Allora, ho studiato bene la situazione parodontale, abbiamo risolto il problema parodontale facendo una pulizia bella profonda e poi ho proposto di fare delle faccette. Le faccette sappiamo benissimo che sono una lamina molto sottile di zirconia e si prepara pochissimo il dente e viene incollato sopra. Quindi con una minima preparazione dentale, quindi si porta via poco dente e si applica questa faccetta sopra. Migliora ovviamente ecco, questa è una foto dove vediamo il profilo e adesso qui vediamo con la faccetta applicata sopra. Questa è una prova, quindi noi andiamo a vedere se effettivamente aumentando la dimensione del dente, aumentando anche la dimensione verticale, e andiamo a vedere che effettivamente il risultato è molto bello, molto appariscente e alla paziente piaceva molto. Quindi siamo andati a cementare e vediamo effettivamente anche la forma del dente molto bella e anche la luminosità e la trasparenza. La faccetta ha una particolarità che, non avendo il metallo sotto, è molto trasparente, molto traslucida, e vediamo che questa la paziente già è molto contenta e già cambia il suo sorriso. Eccola qua, vediamo che bellezza. Quindi abbiamo lavorato sia nella parte superiore sia nella parte inferiore, tutte con faccette e corone nella parte posteriore. Vediamo anche qui, abbiamo migliorato anche l'aspetto occlusale perché aveva una chiusura testa a testa, e invece qui siamo riusciti a fare un'occlusione veramente buona. Possiamo vedere adesso effettivamente del prima e il dopo una differenza sia di apertura, diciamo, del sorriso, sia da un punto di vista anche della luminosità e dell'occlusione. Questo è il risultato finale, il prima e il dopo. Vediamo anche la forma del dente come viene molto lavorata, e anche la superficie tessutale e la tessitura superficiale, così viene chiamata, e il sorriso praticamente molto naturale, con la gengiva che praticamente sembrano dei denti naturali. Bene, questo è quanto vi volevo e vi saluto. Ciao a tutti.